Conoscere le aggravanti della crudeltà e dello stalking, la procura presenta appello contro la sentenza che ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Un furgone condotto da un ottantenne della provincia di Padova tampona un mezzo pesante in A4 nel tratto tra Roncade e Meoro. L'anziano è morto, erano in corso dei rallentamenti. Si svolgerà domani mattina l'autopsia sul corpo di Anna Chiti, 17enne morta cadendo in laguna da un catamarano. Una tragedia enorme, sono distrutto, ha detto al suo legale lo skipper che si trovava con lei. 2 gravi infortuni sul lavoro nel giro di poche ore nella Marca, gravi lesioni per un operaio schiacciato da un bancale di legna, braccio amputato per un altro lavoratore a Riesepio X. Ora ho paura a dormire a casa, parla la 73enne che l'altra sera si è trovata faccia a faccia con i ladri a Morgano. Figlio e nipote sono accorsi in suo aiuto, colluttazione con i malviventi. Tribunale della Pedemontana esulta la delegazione di amministratori e rappresentanti del territorio andata a Roma al Ministero che ha ottenuto il sì di Nordio. In arrivo dalla notata l'ennesima ondata di maltempo emessa dalla Protezione Civile, una nuova allerta gialla dalla mezzanotte fino alle 8 di venerdì per forti nubifragi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito con le notizie. In apertura il caso di Giulia Cecchettin, la Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza che ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo. Sentiamo. Per il pubblico ministero non ci sono dubbi, 75 coltellate sono crudeltà perché hanno prolungato l'agonia di Giulia, così come le migliaia di messaggi a tutte le ore del giorno e della notte e i ricatti emotivi a cui Filippo Turetta sottoponeva la ragazza sono stalking. Per questo la Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che lo scorso 3 dicembre aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, una sentenza che però non aveva riconosciuto le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Il pubblico ministero Andrea Petrone punta dunque a veder riconosciute le 2 aggravanti in secondo grado. Giulia venne aggredita più volte la notte del delitto e 75 coltellate dimostrano un accanimento che ha senza dubbio prolungato l'agonia della 22enne studentessa di ingegneria dell'Università di Padova, senza tener conto degli atti persecutori a cui era stata sottoposta nei mesi precedenti il delitto, una condizione che la ragazza aveva raccontato anche in un audio alle amiche in cui parlava dei continui messaggi di Filippo Turetta, messaggi in cui le diceva di volersi togliere la vita se lei non fosse uscita con lui. Turetta inviava SMS in continuazione a Giulia e questo per il PM va inquadrato come stalking. A stabilirlo ora ci penserà la Corte d'Assise d'Appello di Venezia. I termini per presentare i ricorsi scadono il 27 maggio, ma al momento la difesa di Turetta non ha presentato richiesta di appello. Una folla commossa ha salutato Matteo Marcato a Spinea, il giovane padre tragicamente scomparso in un incidente. Una comunità in lutto ha salutato per l'ultima volta Matteo Marcato, stroncato a 34 anni in un tragico incidente stradale sulla Jesolana giovedì scorso, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Un impatto frontale con un camion ha spezzato per sempre la sua giovane vita. Nella chiesa dei Santi Vito e Modesto di Spinea, un silenzio carico di dolore ha avvolto tutti i presenti. Come non pregare per la compagna Kasia, che lotta in ospedale, ma che per fortuna, pur avendo tanti passaggi da fare, riuscirà a venirne fuori e a riabbracciare il suo figlioletto. Accanto a lui, nell'auto distrutta, c'erano la compagna Kasia, di origine polacca, e il loro bimbo di appena 7 mesi, Davide Antonio. Un miracolo nella tragedia, entrambi sono sopravvissuti. Kasia, ancora ricoverata, non ha potuto prendere parte ai funerali. Nemmeno la madre di Matteo, rimasta a casa per accudire il piccolo, miracolosamente illeso. Un padre amorevole, un compagno premuroso, un lavoratore stimato. Matteo lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra i suoi colleghi, amici e conoscenti. I primi ad accorrere per salutarlo sono stati proprio alcuni compagni di lavoro e la cugina, testimoni del forte legame che li univa. Ti ricorderemo per la tua generosità, il tuo spirito vivace, la tua capacità di rendere ogni giornata un po' più luminosa. La tua presenza mancherà profondamente a tutti noi. Il tuo sorriso e la tua energia erano contagiosi.
Bastava varcare la soglia della cucina per sentirsi accolti da te, dalla tua voce, dalla tua allegria. Una famiglia spezzata, così in molti hanno commentato l'immenso dolore che questo tragico incidente ha portato con sé, ma nella speranza di chi resta vive la memoria di un uomo che ha amato profondamente fino all'ultimo respiro. Ti prometto che tutti noi ci prenderemo cura di Antonella e Michele, di Evelina, di Cascia, ma soprattutto del piccolo Davide, che crescerà felice e imparerà a conoscerti attraverso i nostri racconti e le nostre parole, perché non smetteremo mai di parlargli di te. Un incidente mortale lungo la A4 nel primo pomeriggio di oggi nel tratto tra Meolo e Roncade in direzione Trieste. Un furgoncino è finito sotto un camion che lo precedeva. L'impatto violentissimo, il furgoncino che è finito sotto il camion, le lamiere contorte ed un'altra vittima della strada. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo l'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie tra Bivio A4 a 57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la vittima rimasta incastrata nel posto di guida. Nulla da fare per il conducente del furgone, un 80enne originario di Montagnana ma residente da anni ad Abano Terme. Da una prima ricostruzione nel tratto c'erano rallentamenti segnalati a più riprese dalla concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Ad un tratto il furgone, per motivi da accertare, ha urtato a forte velocità l'autoarticolato che lo procedeva nella coda a tratti. In un attimo si è consumata la tragedia. Nulla hanno potuto fare i sanitari del SUEM 118 arrivati con ambulanza automedica e elisoccorso. L'uomo è morto sul colpo. Le squadre dei vigili del fuoco che sono accorse da Mestre Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto l'autista del furgone. Il lavoro dei soccorsi ed il silenzio degli operatori di fronte all'ennesima vittima della strada. Il tratto non è stato chiuso, ma il traffico è stato fatto deviare su una corsia. Inevitabili comunque le lunghe code. Sul posto la polizia stradale ed il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico. E si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Anna Chiti. Le indagini che dovranno stabilire dinamica ed eventuali responsabilità per la morte di Anna Chiti hanno iniziato il loro corso, ma a prevalere ancora il dolore immenso che ha provocato a Venezia una vicenda tragica come quella che ha interrotto ad appena 17 anni una giovane vita. Il dolore immenso dei parenti e degli amici, fino al dolore di quei giovani della rete, degli studenti medi e dell'Unione Universitari che insieme alla CGIL hanno manifestato sul piazzale della stazione Santa Lucia a 48 ore dalla tragedia. Ed è anche il dolore di Andrea Ravagnin, il 35enne armatore skipper del catamarano su cui Anna ha perso la vita. Si sente veramente costernato per quello che è successo. È una tragedia immane anche per lui ed è assolutamente convinto che questo è il momento del rispetto, del dolore per una famiglia che ha perso una figlia, una giovane ragazza che non c'è più. È veramente una tragedia infinita per tutti. E mi raccontava che lui si è gettato anche in acqua rischiando di suo. Assolutamente, ha provato per quello che poteva in quel momento a salvarla e sembra che anche altri passeggeri abbiano provato in questo senso senza riuscirci purtroppo. Augusto Palese è l'avvocato che assieme al collega Davide Vianello Viganò assiste Andrea Ravagnin, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro. Se la giovane era a bordo come hostess e interprete, la morte sarebbe arrivata mentre tentava di gettare la cima d'ormeggio del catamarano. Gli accertamenti sull'annegamento di Anna sono in corso da parte della Capitaneria di Porto e della magistratura. Un'udienza per il conferimento di incarico per l'accertamento autoptico e molto probabilmente verranno poi disposti degli accertamenti in forma di accertamento tecnico non ripetibile per capire la dinamica del triste fatto. Dopo gli accertamenti della magistratura in relazione alle conclusioni dei consulenti, il pubblico ministero assumerà le proprie determinazioni e quindi deciderà se continuare nell'azione penale oltre ogni ragionevole dubbio o meno.
Stabilire cosa sia accaduto quel maledetto pomeriggio non dovrebbe essere difficile se è vero, come si dice, che la tragedia si sia consumata davanti a numerosi testimoni e sia stata persino ripresa da una telecamera di videosorveglianza. 2 gravi incidenti, infortuni sul lavoro nel giro di poche ore oggi nella Marca, il primo a Mansuè, il secondo a Riese Pio X, dove un lavoratore ha subito anche l'amputazione di un braccio. Entrambi soccorsi con l'elicottero del SUEM e sono già ricoverati al Caffoncello, insorgono i sindacati. Ha cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Qualche ora prima, alle 7 a Mansuè, un altro incidente sul lavoro alla Legnonova nella zona industriale del paese. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio durante le operazioni di scarico di alcuni pannelli in legno. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, sia a Riese che a Mansuè, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisal per accertare dinamica ed eventuali responsabilità degli infortuni. E sui 2 gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore intervengono i sindacati. Bilancio tragico che dalla misura di quanto ci sia da fare e invece non si faccia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Servono regole più stringenti, controlli ed ispezioni, sanzioni maggiori per chi non rispetta le norme, più formazione a partire dalle scuole, dice il segretario generale della CIS Belluno Treviso, Francesco Ru. Vicinanza ai feriti e nello stesso tempo totale preoccupazione, afferma Roberto Toigo della UIL Veneto, per una situazione che si rivela giorno dopo giorno, ora dopo ora, allarmante nel mondo del lavoro. E parla la 73enne che l'altra sera si è trovata faccia a faccia con i ladri, rubati i gioielli, ricordi di una vita. Il figlio che ha corso in suo aiuto dice: non c'è più sicurezza, devono darci il modo di difenderci. Gli hanno portato via tutto, preziosi suoi della mamma e ricordi del marito, una vita che custodiva in una stanza. Ora non le è rimasto nulla, ma soprattutto non ha più dormito in casa sua. Si è trasferita per queste notti nelle abitazioni del figlio. Però bisogna che cominci un poco alla volta a abituarmi di nuovo, perché questo è... Pensavo di essere al sicuro con l'allarme tutto chiuso, invece non sono al sicuro per niente. Un nodo alla gola, la voce che si spezza quando ripensa a quei minuti terribili. Quanta paura, signora? Tanta, perché ancora adesso mi tremono le gambe e non si riesce a mandare giù. Mariella Micheletto, 73 anni, ci racconta di quei momenti di terrore quando si è trovata faccia a faccia con uno dei banditi. Quando ho aperto la porta che divide il reparto giorno e il reparto notte, praticamente me lo sono trovato davanti, tutto incappucciato di nero, e l'altro che lo seguiva dietro praticamente è andato verso le camere. Io ho richiuso la porta e sono andata al telefono a chiamare mio figlio e mio nipote, e poi ho chiamato il 112. La donna è barricata in cucina. Loro, nonostante l'abbiano vista, hanno arraffato tutto quello che hanno potuto, mettendo i preziosi nella federa di un cuscino. Dopo la chiamata ai familiari che abitano accanto, sono accorsi subito il figlio ed il nipote. Io non sapevo dove era mia mamma dentro casa e non sapevo cosa gli avevano fatto, insomma. Sì che abbiamo tentato di fermarli prima di tutto. Avete lottato fino a che loro vi hanno minacciato? Sì, mio figlio ha lottato, io meno perché erano sopra il terrazzo, hanno fatto il giro e sono scappati subito, io sono solo corso dietro. Mio figlio invece ha fatto a botte con uno di loro. Sono entrati in 3 scavalcando questa rete. Loro sono entrati da questa parte qua. Quindi l'aggressione è stata qui? Qui, dopo loro sono andati avanti di là, si sono fermati 2 metri più avanti, ci hanno detto o ci lasciate andare o se no vi spariamo, abbiamo la pistola. Manca la sicurezza, dice esasperato Fabrizio, che ci diano la possibilità di difenderci. Io ero a letto, sono loro che sono entrati, sì che io potrò pur difendermi, perché io sono cacciatore, ho anche i fucili, ma non sono uscito con il fucile, appunto perché per non rischiare poi lei. Perché tanto rischio io, non loro sono liberi di fare quello che vogliono. Fra l'altro Fabrizio ci racconta che già qualche mese prima erano passati. Io avevo già visti 2 o 3 mesi fa, li avevo trovati sotto il porto che io rientravo,
però non sono riuscito a prenderli perché loro mi hanno visto, sono scappati, li ho visto saltare di nuovo la recinzione e andare via per dove sono usciti, andati via l'altra sera. Secondo lei sono le stesse persone? Secondo me sì. Giovani, ci dice, veloci, atletici dell'Est Europa, disposti a tutto e senza nessuna paura. Tribunale della Pedemontana arriva al sì di Nordio. Se Nordio non va sul Ponte Vecchio, viene da dire, parafrasando un detto piuttosto noto, il Ponte Vecchio va da Nordio. Ovvero, visto che l'invito per il Ministro della Giustizia a fare una capatina a Bassano per vedere da vicino la situazione del Tribunale della Pedemontana non c'è stato, oppure c'è stato, ma il Ministro non è potuto arrivare in città, una delegazione è andata a Roma per portare all'attenzione del Governo le istanze del territorio. Già, perché di territorio parliamo. 500.000 di abitanti su 3 province, un volume di aziende impressionante, il PIL di un piccolo Stato sono da sempre l'arma più appuntita nella faretra del fronte del sì al Tribunale della Pedemontana. Capodelegazione il sindaco di Bassano, Nicola Finco, che sul tema del Palazzo di Giustizia ha messo la faccia e non intende certo perderla a causa di bagatelle politiche o strappi di governo. Oltre a Finco c'erano il presidente della provincia, Andrea Nardin, il presidente del comitato per il tribunale, l'avvocato Francesco Savio. Con loro il presidente del raggruppamento bassanese di Confindustria Vicenza, rappresentante delle categorie del territorio Alessandro Bordignon, il delegato della provincia di Treviso e i presidenti di IPA, Terre di Asolo e Montegrappa, Claudio Sartor e il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Dall'altra parte del tavolo delle trattative, assieme al guardasigilli, il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Del Mastro delle Vedove e Andrea Ostellari. Il ministro ha comunicato alla delegazione l'approvazione del Tribunale della Pedemontana, assicurando l'imminente presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge che ridarà vita ad alcuni palazzi di giustizia soppressi, compreso quello bassanese. Il ministro ci ha rassicurato dicendoci che a breve il testo che prevede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana andrà all'approvazione del Consiglio dei Ministri e poi inizierà l'iter parlamentare. Si tratta di una spallata probabilmente decisiva a un percorso che era finito a prendere polvere nei cassetti del Ministero e sul quale gravava la divisione del territorio emersa quando quasi metà dei sindaci della provincia di Vicenza aveva sottoscritto un documento per dire no al Tribunale della Pedemontana, temendo che potesse andare a sottrarre energie a quello del capoluogo. A questo tema aveva dato una risposta piuttosto precisa lo stesso Nordio, in quella che resta l'ultima dichiarazione ufficiale su questo argomento e che è arrivata addirittura 2 anni fa. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nodi. Da quella risposta alla risposta data nelle scorse ore alla delegazione veneta, che apre la strada a un iter che al momento appare decisamente in discesa. Dopo 13 anni arriva una prima risposta importante al nostro territorio per quel che riguarda l'istituzione di questo nuovo tribunale. Poi sappiamo benissimo che ci sarà tutto l'iter parlamentare, quindi il passaggio alla Camera e al Senato, che ovviamente bisognerà trovare la quadra tra i vari partiti, ma già che il governo abbia preso questa posizione è già un segnale positivo ed importante. Torniamo nel Trevigiano. A Castelbrando l'ANCI ha presentato un progetto per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Carenza di personale e di risorse per far fronte alle crescenti richieste di una popolazione sempre più anziana, problemi che mettono in difficoltà le amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole. Per dare risposte e sostegno, ANCI ha avviato un progetto rivolto ai comuni fino ai 5.000 abitanti, presentato a Cison di Valmarino. Parte un grido d'allarme che riguarda un po' tutti i comuni da un punto di vista normativo e di finanze, ma in particolare i piccoli, perché si vedono molte volte costretti i sindaci a guidare lo scuolabus, a mettersi in gioco in prima persona per garantire proprio quei servizi che gli vengono richiesti, come a noi dei grandi comuni, dai loro cittadini. ANCI affiancherà quindi i piccoli comuni, oltre 230 quelli coinvolti sui 1.700 totali che hanno aderito, in un percorso per aiutarli nelle molteplici attività.
Pensiamo per esempio agli appalti su cui i piccoli comuni sono ovviamente in difficoltà, ma anche al bilancio, alla riscossione dei tributi. Ecco, l'idea è che l'associazione dei comuni affianchi le piccole realtà, i piccoli comuni in un percorso per accrescere le competenze, ma anche proprio per aiutarli a fare queste attività. Un progetto che vede l'avvio in 2 realtà del Vicentino. Uno è Nove, l'altro è Grisignano di Zocco, che faranno da aggregatori per molti altri comuni proprio per implementare e portare avanti questa sperimentazione di collaborazione fra amministrazioni, seguite però direttamente da esperti e tecnici messi a disposizione da ANCI. Politiche di trasporto locale, servizi sanitari, digitalizzazione, anche i piccoli comuni devono essere in grado di stare al passo, altrimenti lo spopolamento, specie nelle realtà di montagna, sarà sempre più grave. Dal canto loro i comuni più grandi, come i capoluoghi di provincia, hanno un ruolo importante in un'ottica di sussidiarietà. Abbiamo anche in questo caso 2 ottimi esempi in Veneto, da Treviso e Vicenza, che hanno creato la Grande Treviso e la Grande Vicenza, dove i comuni più strutturati, che hanno maggiori competenze, si mettono a disposizione per i comuni dell'Interland. Treviso ha aggregato 20 comuni, con Treviso sono 21, dove condividiamo politiche ambientali, urbanistiche, di mobilità, mettendo a disposizione quelle che sono le competenze interne, quindi i dirigenti, i tecnici, che i comuni magari della prima cerchia periferica della città potrebbero non avere a causa di tutti i problemi che sono stati citati oggi. Parliamo delle previsioni del tempo, perché è nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 8 di venerdì mattina il Veneto sarà interessato da precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, sparse e intermittenti sulla pianura centro-meridionale. I probabili massimi di precipitazione potrebbero verificarsi tra Prealpi e fascia pedemontana. Protezione Civile che ha decretato l'allerta gialla per criticità idrogeologica sul bacino idrografico Piave Pedemontane e quello Alto Brenta Bacchiglione Alpone. Chiudiamo così il TG regionale per questa sera. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.